Quindi avere una rappresentanza anche europea è importante per la Sicilia, quindi coalizzarsi e federarsi per ottenere un seggio europeo. In questo contesto certamente assume rilevanza il deputato europeo. Mai come oggi abbiamo verificato che, ma questo è legato soprattutto in questa fase all'incapacità politica della Lega e del Movimento 5 Stelle, che si sono fatti scrivere letteralmente la manovra da Bruxelles. Avere una rappresentanza politica adeguata, e non mi riferisco solo a quella che sarà la nostra esperienza di rapporto federativo che faremo certamente con un partito nazionale col quale sono avanzati i discorsi e i ragionamenti, ma mi permetto di dire un'intera rappresentanza politica per due regioni come la Sicilia e la Sardegna, che debbono mettere sul piatto del lavoro certamente il tema dell'insularità. Noi siamo isole che hanno il prezzo alto di pagare a quello che è la comunicazione, a quello che è il trasporto aereo, il trasporto ferroviario, il trasporto autostradale, e ANAS e Ferrovie certamente non hanno nell'ambito di quelle che sono le loro priorità il servizio alla Sicilia e alla Sardegna. Quindi queste sono cose concrete, non sono cose astratte. Quindi io credo che fare una battaglia per le europee, ma lo dico a tutti i partiti che intendono farlo, ma soprattutto lo dico a tutti coloro i quali vogliono che cosa per la Sicilia sia presente. Io credo che noi dobbiamo essere in questa campagna elettorale in sintonia con un partito nazionale che comincia a parlare di sud, di lavoro e non soltanto di immigrazione, emigrazione, sicurezza, perché sono queste delle cose che servono a buttare fumo negli occhi e non parlare di cose concrete. Una valutazione in quest'ultima ora è stata approvata la finanziaria al Senato, c'è una nota stamani dell'ANCE dei comuni che a quanto pare ulteriori risorse sarebbero state sottratte, però da un lato ci sono anche dei riconoscimenti fatti alla regione siciliana, ecco un suo punto di vista. No, questo è il riconoscimento, l'abbiamo detto, ma è in relazione a un rapporto che ha questo governo e che è in ritardo il governo, non per colpa sua, ma perché nella scorsa legislatura Crocetta non è stato in grado di portare avanti l'iniziativa, quindi questo governo non ha fatto che ripristinare le condizioni di parità con le altre regioni che a suo tempo avevano sottoscritto patti con lo Stato in termini di consorzio di concorso alla finanza pubblica. Qui il tema principale è che sono state tolte risorse allo sviluppo, sono stati tolti i soldi ai comuni, sono stati tolti anche la possibilità di un ristoro economico ai pensionati per consentire un reddito di cittadinanza che non si sa chi, come e quando verrà dato, e soprattutto per la questione del pensionamento a 100 anni. Per carità, io sono convinto che il tema della povertà c'è, esiste, non è una malattia, va curata, ma non va curata soltanto con un'ipotesi di reddito di cittadinanza che non sappiamo ancora come è concepito, ma va pensato un piano infrastrutturale di un certo livello, importante, significativo, che possa far sì che l'Europa guardi con attenzione a questa porzione di territorio e rispetto al quale, se c'è da fare una concessione in termini di misure espansive, va fatta oltre che per un'ipotesi così provvisoria di sussidio, ma soprattutto in tema di progetti straordinari per il Mezzogiorno al fine di portare sviluppo, lavoro ai siciliani.